Pensiero del giorno, mercoledì 28 agosto. Portatori di speranza. La speranza è una grande virtù. Perché a volte non siamo pienamente soddisfatti? Perché siamo accecati da dolori, lacrime e delusioni? Perché ci manca la speranza che se ci pensiamo e se diamo uno sguardo anche rapido e panoramico al Vangelo, appare come uno stile proprio, nell'attesa fiduciosa delle promesse divine di cui il Vangelo stesso è depositario. Per rinnovare la nostra vita cristiana, per darle il sorriso limpido dei figli del Vangelo, abbiamo ora bisogno di questa virtù vissuta con perseveranza, il Dio della speranza. Così San Paolo chiama il Signore. Sì, è proprio così, che il vero e unico Dio vi riempia d'ogni gioia e pace. Le due cose che mancano al mondo, il dono che il cristiano deve fargli. Chiara Lubi, Scritti spirituali 2, l'essenziale di oggi, Città Nuova, pagina 30. Parola di vita, agosto 2024. Signore, è bello per noi stare qui. Siamo membri del movimento dei focolari da vari paesi dell'America Latina e dall'Italia. Ti è piaciuto il video? Metti mi piace. Abbonati al canale. Suona la campana.